71 minuti ci sono voluti e poi un uomo in meno in questo caso, per loro un uomo in più, per te un uomo in meno. Sì, diciamo che non era certo la partita di fare in inferiorità numerica, vista la forza del Caversano, anche se devo dire che i ragazzi, una volta che siamo rimasti anche uno in meno, ci siamo chiusi anche bene. È stato un peccato che era il momento che dove dopo il Caversano si era un po' anche innervosito, forse perché non trovava il spiraglio giusto, e abbiamo preso sto gol un po', sì, sicuramente qualche mancanza c'è stata, perché altrimenti però bisogna dire che questa è una squadra importante. È un peccato perché abbiamo lavorato bene ma non abbiamo raccolto. No, effettivamente oggi chi ha brillato siete stati più voi fino al 71esimo, poi purtroppo insomma in 10 quello era e quello ha fatto il Caversano, però dico, ti può soddisfare questa partita perché l'avevi messa giù bene, i giocatori hanno dimostrato di sapere fare, quando è uscito Bet parte lì ha quasi gioito, quindi avevi centrato e pieno. Ma diciamo che abbiamo dovuto fare meno del nostro capitano, perché chiaramente abbiamo dovuto chiuderci un attimo e pensare un po' meno a giocare, e è un peccato perché arrivavamo da qualche partita dove era arrivato anche qualche risultato, però abbiamo dato continuità alle prestazioni, quindi io credo che se noi siamo bravi a riuscire a fare prestazioni del genere, l'obiettivo nostro non dovrebbe mancare. Sì, hai anticipato la mia domanda, dicevo adesso insomma si guarda con più fiducia, no? Sì, si guarda con più fiducia, c'è un bel bagaglio, siamo stati bravi in quest'ultimo mese a rimettere la classifica perlomeno dove ci sono più squadre che devono lottare per la stessa cosa, e è chiaro che mancano 7 partite, abbiamo altre le prime 2 della classe ancora perché arriva il Fiore Barp, abbiamo il Giulia, quindi abbiamo Fossalta, insomma abbiamo un po' di partite, ma qua sono tutte partite difficili, di buon livello, quindi cambia poco, bisogna portare a casa qualche punto. Buon lavoro. Grazie anche a voi, grazie. Mister, 71 minuti per vincere, per trovare il gol, se l'aspettava così dura qui a Santa Lucia? Beh, diciamo pure più di 100 minuti, 71 per trovare il vantaggio, ma per vincere sapevamo che sarebbe stata dura. Io non solo me l'aspettavo, ma noi storicamente è la prima volta che vinciamo con Santa Lucia, tra la prima categoria, tra la promozione di 2 anni fa e quest'anno tra la Coppa, quindi sapevamo che sarebbe stato molto molto difficile perché è una squadra, quella avversaria, che non molla mai, e sono molto molto contento insomma della prestazione dei ragazzi. Sì, non è stata una bellissima prestazione quella vostra quest'oggi, ho visto che già fin dall'inizio hai cercato di raccomandare la marcatura a centrocampo su Bet, perché probabilmente il gioco partiva da là, no? Sì, diciamo che noi in questo momento qui dobbiamo pensare a vincere, quindi da un punto di vista anche magari del gioco abbiamo fatto un po' meno bene rispetto a domenica scorsa, il campo non aiutava nessuna delle 2 squadre, c'è da dirlo purtroppo, però ripeto, per noi era troppo importante oggi vincere. Bet era un avversario che temevamo per la qualità che può dare al Santa Lucia, e quindi avevamo preparata di non farlo giocare, e i primi minuti abbiamo un po' fatto fatica. Mastellotto un po' da solo davanti, avesse avuto forse un pochino di aiuto in più, forse qualche cosa avrebbe inventato. Sì, lì probabilmente è un po' colpa mia, perché anche lì l'avevamo preparata con c'era Fiabane e Paier Jacopo, che dovevano stare un po' più tra le linee proprio per sfruttare gli spazi dietro il centrocampo, e quindi ogni tanto l'abbiamo lasciato un po' magari da solo, però Masta insomma è un giocatore che sa fare reparto, e quindi ha fatto una buona partita. Dicono che i fuori quota facciano la differenza, i vostri 2 esterni sono bene, hanno fatto bene anche oggi. Sì, ma insomma noi anche oggi abbiamo giocato comunque con 4 fuori quota, spesso lo facciamo, delle volte anche con 5, sappiamo di avere un gruppo di ragazzi importanti da un punto di vista soprattutto umano, Maset, Dal Paus, Marcon, Fiabane stesso, Poker stanno facendo tutti, anche gli altri, De Poloni, De Toffoli, stanno facendo tutti un buon campionato, ogni tanto riesco ad alternarli, e adesso speriamo di recuperare qualcuno perché è ancora lunga. Mister, in bocca al lupo, finisco con una battuta, ma cosa hai detto a Bet quando è uscito? Per fortuna sei uscito. Sì, gli ho detto bravo Davide, forte come sempre, e insomma è uscito lui, abbiamo fatto gol, quindi è andata bene, dai. In bocca al lupo. Crepi, grazie a voi.